il lancio lungo per cercare il taglio di Barbara. Occhio all'errore della difesa dei padroni di casa col buco di Romeo e Barbara. Scalisi, Balistreri torna bene col palleggio, poi esagera e regala a Passero. Pallone profondo per Secan. Porca troia! È gol! C'è la rete bucata! C'è la rete bucata, entra! È dentro il gol di Secan! È dentro il gol di Secan! Poi bello il lancio per Scalisi, campo aperto, Barbara sbaglia il tempo, ancora Scalisi, è tornato Sannasardo, occhio che arriva Fontana, area di rigore per il numero 7, destro! Che sfiora il palo alla destra di Sisè, che si era allungato ma non era arrivato. Batte Scalisi. Dentro il pallone, tutto solo, Coco che stacca. Da posizione ghiottissima. Capite, allora il centrale Barbara che propone dentro, invece lo calcia e stava inventando un gol folle Barbara. Batte Scalisi dentro il pallone, nessuno a impattare del Bagheria, poi Diakate al volo, Pucci facile per Sisè, viene da Diakate che va a lungo profondo da Secan, Romeo non arriva, Secan di rigore non si fida delle sue sinistre, allora riparte da Sannasardo che propone dentro, secondo palo arriva Passero, un pallone che è terminato fuori, è ancora in partita. Scalisi a battere a lui, dentro il pallone per Fontana, secondo palo con la testa. Cazzo facciamo? Sisè, Bara Diakate allunga la traiettoria, Scalisi profondo da Fontana, area di rigore, stoppa bene, si gira il 7, Fontana area di rigore, messo giù. Il direttore di gara era un passo. Sannasardo bene all'ottavo, se la va a riprendere, anche ad anticipare Cirafisci, attacca Martinez, occhio a Sannasardo, l'idea è buona. Lungo il lancio per Secan, il pallone è passato, occhio a Secan, non attacca la porta, finta delle 19, non va alla bandierina, Martinez era di rigore, finta ancora del 18, si appoggia da Diakate a giro, la chiude San Giorgio. Secan ha preferito attaccare piuttosto